Allora, presidente Mauro Marchetti, una partita questa che non potevate non vincere, avete meritato sul campo questa vittoria, però c'è stato anche il pericolo che i vostri avversari potessero tornare sotto, poi il sollievo del 3-1, addirittura il 4-1, grande protagonista Federico Marchetti. Eh sì, insieme a Federico Marchetti, ecco, prima di me ha parlato il capitano, sono gli unici due rimasti della vecchia rosa. Li ringrazio e grazie a loro abbiamo rifatto questa grande squadra che abbiamo ricominciato a vincere, ecco, oggi abbiamo vinto. Allora, ultima domanda, lei pensa che con questa nuova San Giovannella... No, scusa ti interrompo, la San Giovannella non c'è più, è zio Mauro Maccarese ormai. Allora, scusi, San Giovannella non c'è più niente. Allora, lei pensa, Presidente, che questo nuovo zio Mauro Maccarese sia più forte della vecchia squadra, oppure che comunque stiate pagando dell'inesperienza, soprattutto perché i giocatori nuovi sono giovani? No, sono tutti giovani e c'è un bel gruppo, l'importante è che noi abbiamo fatto un bel gruppo, quello che cercavo di far prima e sicuramente non ci sono riuscito. Mi hanno dato tutta la colpa a me, adesso cercherò di fare un nuovo gruppo, l'ho fatto e basta giocare e divertirsi. Perfetto, grazie al Presidente Mauro Arrivederci, Marchetti. grazie a voi.